Con le Alpi dipinte di rosso dal coronavirus, gli sciatori polacchi, cechi e slovacchi riscoprono le proprie località di montagna. Il problema dei pendolari transfrontalieri con l'Austria, costretti a fare continui tamponi per potersi recare a lavorare. Anna Roche e Antonia Klugman, due chef di fama mondiale in Slovenia e Italia, a pochi chilometri l'una dall'altra, affrontano gli effetti della pandemia. Le difficoltà dell'eccellenza della enogastronomia italiana a causa del Covid, tra investimenti fatti, ristori accesi e mancati guadagni. A Mosca, grande successo di pubblico alla Galleria Tretiakov per una mostra antologica sull'arte cinetica nell'Unione Sovietica. La decisione di mantenere chiusi gli impianti fino al 5 marzo ha deluso anche gli stranieri, frequentatori abituali delle nostre piste. Slovacchi e cechi in particolare puntavano sull'Italia, autocertificazioni compilate in diversi casi, tamponi effettuati per poter dar sfogo alla febbre da sci. Le strutture sciistiche nei paesi dell'ex federazione non riapriranno per il momento, allora si fa largo l'ingegno, un battipista al posto degli impianti di risalita senza violare i regolamenti anti-Covid, assicurano a Koprivna. Va sicuramente meglio ai polacchi, anche loro appassionati e abitué delle piste italiane che però al contrario di quanto succede ai loro confini, dallo scorso weekend hanno riaperto hotel ed impianti, seppure dimezzando le capienze. Abbiamo aspettato questo momento 1 anno e mezzo, dice appagato questo sciatore. L'apertura delle piste è stata un'ottima notizia, siamo contenti di poter salvare un pezzo di questa stagione. Non si vedeva un inverno così sulle montagne polacche da molto tempo. L'attività delle grandi stazioni sciistiche da metà febbraio a fine marzo significa solo il 20% delle entrate, ma almeno ci permetterà di sopravvivere fino al prossimo inverno. Da metà febbraio e per 2 settimane, assieme alle piste da sci, resteranno aperti, con attenzione alle buone pratiche sanitarie, anche cinema, teatri e piscine. Rimangono chiusi invece palestre, bar e per ristoranti è possibile solo l'asporto. In un territorio che resta zona rossa, sino ad oggi sono stati oltre 1,5 milioni i casi di Covid, 41.000 decessi con una media nelle ultime settimane alta ma stabile, oltre 2 milioni le persone vaccinate. Dopo mesi di restrizioni, le località turistiche sono state prese letteralmente d'assalto, 497 km di piste e 688 gli impianti. Per i polacchi è impossibile resistere al richiamo della montagna. È fantastico, le condizioni sono ottime, c'è la neve naturale, sarebbe un peccato non approfittarne. Per quanto riguarda le norme sanitarie, tutto deve essere fatto con prudenza. Noi stiamo attenti. Ma la previsione di un ulteriore allentamento delle misure auspicato dal governo qualora la situazione epidemica fosse rimasta stabile è già a rischio, e non solo per il repentino cambio di tendenza sui casi di contagio registrati negli ultimi giorni. Il ministro della Salute, Adam Niedzielski, ha condannato i comportamenti di centinaia di ragazzi assembrati nelle strade di Zakopane sui Monti Tatra nel primo weekend bianco. Balli, canti e alcol sino al mattino e centinaia gli interventi della polizia. Sono relativamente avvantaggiato perché posso farlo a Villaco, abito a Villaco e lavoro qui, insegno qui a Tarvisio. Però ci sono persone qui della zona che hanno dei problemi a fare il test perché ogni volta o devono andare a Hermagor o devono andare a Villach. Anche i bambini residenti in Austria e che frequentano le scuole a Tarvisio devono presentare un tampone settimanale e una registrazione settimanale. E questo naturalmente non è molto agevole, insomma. Ci sacrificheremo, divideremo la famiglia, per fortuna mia suocera vive in Italia, quindi mio marito e i miei figli andranno da mia suocera e io farò il tampone e andrò a casa. Stefano D'Incecco e Leira Busettini sono 2 italiani residenti in Austria, pendolari transfrontalieri.
lavorano a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, poco oltre il confine. Lui è maestro elementare, lei gestisce con il marito un bar-pizzeria al valico della frazione di Coccau. Frontiera che attraversano quotidianamente dal 10 febbraio scorso, con qualche difficoltà in più, perché prima il governo austriaco, poi quello italiano, hanno irrigidito le misure di ingresso fra i due paesi, con l'obbligo di esibire il risultato di un tampone negativo e di quarantena, salvo eccezioni. I pendolari che entrano in Austria non devono osservare l'isolamento, resta però l'obbligo di preregistrarsi e del tampone valido 7 giorni. I test per i residenti in Austria sono gratuiti, ma spesso i centri si trovano lontano dal proprio comune. Per farli se ne va mezza giornata. L'alternativa sarebbe quella di farli privatamente, con costi però elevati per una famiglia, ad esempio, di 4 persone. Da qui la decisione drastica della famiglia di Leira Busettini di dividersi. I dipartimenti internazionali di CGIL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia chiedono di rivedere i provvedimenti per i pendolari sul modello di quanto fatto in Slovenia, l'altro paese confinante con la regione e con Tarvisio. Noi riteniamo che sarebbe stato opportuno quanto minimo applicare le raccomandazioni fatte dalla Comunità Europea con un documento del 28 gennaio indicava che per i lavoratori frontalieri o per chi stava a confine ci sarebbe stata la necessità di avere un occhio di riguardo proprio perché queste persone avrebbero avuto bisogno di transitare da una parte all'altra del confine. L'economia di Tarvisio, comune di 4.000 abitanti, dipende tantissimo da Austria e Slovenia. Noi lavoriamo sul 90% con clientela austriaca slovena, però purtroppo con questa mancanza di spostamenti le cose non funzionano più. Con i confini chiusi gli affari sono zero. Noi lavoravamo in 10 dentro quella pizzeria, adesso siamo in 2 e ci annoiamo a morte. Noi qua abbiamo il locale, quando i confini sono aperti il locale è al centro dell'Europa. Con i confini chiusi siamo in estrema periferia italiana e quindi non si lavora. Ma la situazione è in continua evoluzione, con il peggioramento dei dati dei contagi. L'Austria aveva inizialmente esentato da test e quarantena le persone in transito e gli autisti di bus e tir, ma poi ha imposto norme più restrittive per l'ingresso nel Tirolo, richiedendo a tutti il test negativo. Si sono così formate code lunghissime al Brennero, in Alto Adige, e per i camionisti una soluzione per raggiungere la Germania bypassando il Tirolo è quella di passare proprio per Tarvisio. In Bielorussia 2 giovani giornaliste sono state condannate a 2 anni di carcere con l'accusa di aver fomentato le proteste contro il presidente Alexander Lukashenko. L'emittente televisiva di opposizione con sede in Polonia, Bielsat, ha reso noto che la 27enne Katerina Bachvalova e Daria Chulsova, di 23 anni, sono state condannate per aver condotto azioni di gruppo che violano gravemente l'ordine pubblico durante le riprese di una protesta a novembre organizzata a seguito dell'uccisione di un manifestante da parte della polizia. Al confine tra Italia e Slovenia, diventato un punto d'attrazione per gli amanti dell'alta cucina, si concentrano diversi ristoranti che vantano riconoscimenti internazionali. L'anno del coronavirus ha costretto ad abbassare le serrande anche i locali più prestigiosi e raffinati, da entrambi i lati del confine italo-sloveno. A Caporetto, Kobarit, all'ombra delle Alpi Giulie nella valle dell'Isonzo ai margini del paese di Staroselo, Ana Roche, anche senza la tenuta da chef e ospiti internazionali da stupire, continua a creare in una cucina deserta e in una Slovenia che affronta una situazione pandemica molto grave. Siamo chiusi, parlo solo del secondo lockdown, dal 26 ottobre e in questo momento non abbiamo nessuna informazione quando potremmo riaprire. A mezz'ora di macchina a Vencò, nel Coglio in Italia, il ristorante di Antonia Klugman si stava preparando a riaprire. L'orto davanti al locale dove la chef coltiva spezie e verdure era inerme sotto il cielo invernale, mentre nella cucina tutti erano intenti nei preparativi per accogliere gli ospiti della zona gialla.
La difficoltà maggiore è stata l'incertezza dei tempi, quindi la difficoltà di programmare in qualche modo le aperture del ristorante. Le attività della ristorazione forzatamente chiuse sono state sostenute da entrambi i paesi con modi e modalità diverse. La Slovenia ci dà un sostegno con impiegati, non è veramente la cassa di integrazione, ma potrei dire che è un sistema abbastanza simile. Ovvio non è una paga assoluta, dunque non riusciamo a coprire i stipendi completamente e c'è un piccolo sostegno ai costi fissi, ma molto piccolo. Abbiamo tutti quanti affrontato una difficoltà che non potevamo prevedere e l'elasticità del ristorante nel nostro caso ci ha consentito di reagire con grande velocità, però questo non è assolutamente scontato. La creatività la fa da padrona nelle cucine di queste chef, anche la soluzione a un anno di chiusure forzate e senza incassi non poteva che nascere da un atto di fantasia. Anna Roche ha messo la creatività del suo team alla prova e nei mesi della chiusura sanitaria hanno studiato prodotti adatti alla grande distribuzione, ideati da loro con materie prime locali venduti in tutta la Slovenia, anche per dare respiro ad una valle lontana da tutti i maggiori centri urbani. È una situazione, diciamo, 3 volte win, perché sostiene noi, sostiene il contadino e alla fine lo sloveno può mangiare anche un bel po' meglio. Altra soluzione alla serrata pandemica per Antonia Klugman, alta cucina ma a domicilio, anche per sostenere i propri dipendenti. Abbiamo scelto una cucina di casa, proposta iperregionale, legata moltissimo alle tradizioni del nostro territorio, una cucina totalmente diversa che fosse il mio punto di vista rispetto alla cucina casalinga. A entrambe quello che è più mancato è il contatto con i clienti, i fornitori, con le persone, forse tra i tanti uno dei grandi problemi di questo momento. Premiato dalla Bibbia dell'enogastronomia mondiale, ma non dallo Stato che gli ha negato ogni forma di ristoro. La burocrazia, quando vuole, è ineccepibile nelle sue applicazioni. Per 7 anni di fila sulla guida rossa Michelin, proprio nell'anno Horribilis 2020, lo chef Felice, insieme ai fratelli, il gemello Riccardo, il sommelier, e il più piccolo Roberto, il maître di famiglia, decide di trasferire il suo locale da Andria nella vicina Trani, una delle nuove capitali italiane del gusto. Pochi chilometri che assumono una distanza siderale, non fosse altro per l'affaccio sul mare che in tempi di pandemia diventa una finestra sulla libertà, pagata però a caro prezzo, perché nel fare il trasloco la vecchia società chiude i battenti e la nuova è troppo giovane perché si chieda un rimborso. Abbiamo costituito la società nel 2019, ma con il discorso della ristrutturazione dei locali, noi siamo proprio oggettivamente, fiscalmente attivi dall'11 luglio 2020. Quindi qual è stato il gap? Che i ristori venivano ottemperati a chi aveva già un pregresso di fatturato nel 2019, quello che non c'era per noi. Terra di sapori genuini la Puglia e di duro lavoro nei campi. L'educazione contadina ricevuta dai 3 fratelli stellati, ognuno nel suo settore con un curriculum di tutto rispetto e con lunghe e formative esperienze in Italia e all'estero, diventa il pilastro su cui costruire il futuro, pur in un presente incerto e fatto di limitazioni ed aperture a singhiozzo. In America, ad esempio, se penso ai miei colleghi ristoratori, hanno avuto la possibilità, anche nel periodo di zona rossa, di mettere persone però solo all'esterno. Sarebbe stato comunque un motivo vincente anche per noi. E tantissimi ristoratori avevano l'opportunità, o anche tanti bar hanno l'opportunità di avere dei dehors magnifici dove mettere magari delle persone con distanza, non farli entrare all'interno del locale e continuare a lavorare. Pochi mesi, e manco a dirlo, nel buio della pandemia, si accende un'altra stella Michelin, la prima per la nuova avventura imprenditoriale, a dispetto dei mancati ristori e del via vai di decreti. Il ritorno in zona gialla e la riapertura dei locali hanno riportato vita e speranza in un settore messo in ginocchio dal virus. Abbiamo sentito la mancanza dei nostri ospiti e delle persone che comunque ci venivano a trovare e ne abbiamo risentito particolarmente.
A noi fa piacere riprendere il nostro lavoro, ma non è un lavoro, è una cosa che noi facciamo con il cuore, con passione e dedizione. L'olio, l'acidità, ce l'abbiamo, Gianni? Ritorno alla normalità, nuove limitazioni, periodi di lockdown. Non c'è sfera di cristallo che tenga da un anno a questa parte, ma Felice, Riccardo e Roberto hanno le idee chiare sul dopo pandemia ed hanno avviato un nuovo investimento. I lavori sono già a buon punto e tra qualche mese si parte. Apriremo a presto una bakery, questo lo preannuncio, ecco. Senza nessuna forma di aiuto, quello che ci fa forza oggi sono le nostre forze e soprattutto l'aiuto dello staff, che diventa una famiglia. Già, proprio quelle famiglie numerose e un po' chiassose che da tempo non si vedono al ristorante ma che prima o poi torneranno, senza distanze e con il sorriso finalmente libero. Largo successo elettorale in Kosovo di autodeterminazione, vete vendozie, il movimento della sinistra nazionalista guidato da Albin Kurti. La compagine dell'ex premier ha ottenuto il 48% dei voti con un distacco enorme rispetto alle altre forze politiche. Il Partito Democratico del Kosovo è al 18%, la Lega Democratica al 13,6%, l'Alleanza per il Futuro del Kosovo all'8%. La lista serba, il partito emanazione del governo di Belgrado, si è aggiudicata tutti i 10 seggi del Parlamento kosovaro che spettano alla minoranza serba. Kurti è stato votato soprattutto dai giovani che hanno snobbato i leader protagonisti della lotta armata che ha portato all'indipendenza del paese. L'arte cinetica, la Galleria Tretiakov di Mosca dedica a questo movimento artistico degli anni 60 e 70 del secolo scorso una mostra antologica che presenta come questa arte programmata è stata declinata nello spazio dell'ex Unione Sovietica, proponendo anche un confronto con l'Europa e gli Stati Uniti. In mostra circa 400 opere che sviluppano le idee fondanti del cinetismo, la trasformazione, l'instabilità e il movimento, un movimento con radici nell'avanguardia e che si è poi sviluppato fino alle pratiche creative dei nostri giorni e che i curatori della mostra intendono valorizzare. Se aprite una qualsiasi storia dell'arte scritta dai nostri ricercatori, vedrete che solo poche righe sono dedicate all'arte cinetica, talvolta viene tralasciata del tutto. Mentre la nostra mostra valorizza nomi nuovi, presenta opere di artisti famosi che sono stati dimenticati e seguono il collegamento assolutamente nuovo dello sviluppo artistico tra avanguardia, contemporaneità e sperimentazione degli anni 60. Авангарда сегодняшнего дня, экспериментов 60-х. L'esposizione presenta varie forme di arte cinetica, mobili, sculture, trasformanti, pittura ottica, grafica, collage, fotografia, videoproiezioni, installazioni di suoni e luci e oggetti interattivi. Il tutto si compone in 4 blocchi tematici, ognuno dei quali rivela uno dei tratti caratteristici del cinetismo. Il laboratorio della visione è ad esempio dedicato allo studio della percezione visiva e alla sperimentazione artistica per ampliarne le capacità, esperimenti avviati dagli artisti russi negli anni 30. La tavola del colore di Mikhail Matyushin mostra i tentativi dell'artista di esplorare la percezione del colore. Puoi muovere gli occhi per guardare l'area neutra, attivando la tua visione periferica e vedere come cambia il colore. Ad esempio questa composizione, questa piccola tavola, su una delle tavole dei colori. Questo è esattamente il risultato delle osservazioni periferiche. Il laboratorio dell'arte metrica mostra lavori basati su calcoli accurati, quasi ingegneria creativa, mentre il laboratorio dell'ambiente espone progetti artistici nel campo dell'architettura, del design e del teatro. La quarta e ultima sezione, il laboratorio di sinestesia, consente la percezione delle opere d'arte attraverso più sensi e l'interazione attiva con gli oggetti esposti. Per moltissimi artisti è interessante esplorare questa particolare opportunità di guardare a diversi modi di percezione, espandere i confini della percezione e iniziare a sentire il visibile, vedere ciò che è udibile, toccare entrambi.
In questo senso, questa tecnologia ci fa sentire il colore o vedere il suono, diventa un oggetto di indagine artistica affascinante. I visitatori possono ammirare opere di Martirosov, Alexandrov, Volgin, Grigoriev e altri. La mostra Il laboratorio del futuro, l'arte cinetica in Russia, è visitabile a Mosca fino al 10 maggio, Covid permettendo.